Ma cosa c'è là? Non ve lo dico. Ciao Bragotters! La sberla con la rincorsa è eccezionale. Subito un po' di novità. Prima di tutto volevo ringraziare GoPro Europe che mi ha fornito questa fantastica GoPro 9 e quindi da oggi qualsiasi video sarà registrato con questa, salvo nuove indicazioni. Ma mettiamola subito su. E voilà! Ma passiamo alle cose serie. Oggi, 9 novembre 2020, e considerando che io sono ancora in zona gialla, essendo veneto, e non so ancora per quanto, per un bel po', e visto che di snowpark al momento non ce ne sono, ma che comunque gli atleti della nazionale devono continuare ad allenarsi, ed io devo continuare a lavorare o a cucina, vedo nel 2013, assieme agli altri due macachi abbiamo deciso di provare a fare un esperimento e di andare in cima al Grossetè. Io a lavorare, fare foto e video, mentre loro due ad allenarsi. Come sei che te hai detto? Allenarsi. Sì. Ma vediamo il setup. Bici elettrica, tavola sulla schiena. Come finire, siete sbue insieme ciavali. Occhio. Ho preso anche questo, Robby, perché sono più comodo. Shape tool in mano. E niente, adesso dobbiamo andare su lì in cerca di neve. Partiamo! Finalmente una giornata di sole senza nessuno che rompe le balle. Ma porca... Andiamo. Ecco, ma tu dimmi se con tutte le cose che potrei fare io nella mia vita devo ridurmi, ecco bene, a prendere gli alberi di lato e a seguire questi due così. Quello che abbiamo in mente è di arrivare innanzitutto in cima al Grossetè e di provare a fare un allenamento un pelino diverso dal solito. Ma per vedere questo dovete guardare il video fino alla fine, sempre se alla fine che arrivo. Vabbè che ho una bici elettrica e la strada non è impervia, ma si fa comunque fatica a star dietro quei due là. Poi c'è da dire che io parlo e porto sulla macchinetta, loro non hanno niente sulla schiena. Guardate che meraviglia però. Pochissima neve, però tra i boschi dove proprio si sente l'autunno e si vede, sono di quei colori incredibili, veramente bellissimo. E che sei a Brina? Mi mangio aria sbranina a mattina. La comodità. E io che andavo dal fisioterapista. C'è Albi. Fa malissimo. Perfetto. Se fa una curva a destra si decapita da solo. Così. Due cose. La prima è che non mi autodavo una lira per arrivare in cima al Grossetè. Magari loro sì, io no. La seconda è che mai avrei pensato di fare Roby Sagan a novembre con la tavola sulla schiena. Cioè, e voi andate al mare. Ma che bello, Che bello. Prima neve. Insomma, è con una scioltezza assoluta che siamo arrivati al Graffer. E sì, ci manca ancora un pezzo, dobbiamo arrivare lassù. E dopo vi farò vedere a fare cosa, forse. Come facciamo ad arrivare lassù? Nessun problema. Siamo talmente organizzati che abbiamo la motoslitta! Merito di Albi, No, merito suo. Rifugio Graffer. E adesso arriveremo lì. Eccoci qua. Grazie mille. Grazie a voi. Sempre se Emil scende. Ma ora, prima di farvi vedere le nostre idee malsane, vi ricordate uno dei primi video dove mi è capitato che si rompesse l'attrezzatura? Tipo così. Il 2470, obiettivo nuovo, mi ha appena abbandonato. Grazie Canon. Ecco, quella è una delle occasioni in cui sarebbe molto piacevole avere un gruzzolettino d'escape messi via, sempre a disposizione. Ricordate la mia nuova collaborazione con Cofidis che vi ho mostrato nel video col drone? Magari ve lo lascio nella i qui in alto a destra, sinistra, qual è la sinistra? Cofidis, fra le varie cose, offre quel sacchettino di Sky da avere sempre a vostra disposizione. Si chiama Power Credit. Si tratta di una riserva di denaro di 2000 euro da utilizzare quando vi serve nel momento del bisogno, come se capitami. Altro non è che una linea di credito. Potete richiederla gratuitamente e tenerla anche lì da parte. E la cosa bella è che non costa nulla se non la usate. Un po' come aprire partita IVA. No, era una battuta. Prendo la linea di credito gratuitamente. Cofidis vi regala un buono Amazon da 10 euro e la prima volta che la usate vi regala anche un altro buono da 10 euro e lo puoi richiedere da ovunque tu sia, basta un semplice smartphone. Queste collaborazioni sono fondamentali per tenere vivo questo canale. Vi chiedo il favore personale di cliccare sul primo link in descrizione del video, perché anche solo un semplice vostro click aiuta me a farvi video in posti simili, sperando che neve il più presto. Non vi costa niente e mi aiutate. Dai su. Inoltre Cofidis potrebbe avere presto qualche novità che riguarda il mondo dello snowboard. Ma ora, visto che non siamo qui a pettinare le bambole, non so perché si dice sta roba, iniziamo seriamente a lavorare. Cioè loro. La nostra idea era prendere quella roba lì, metterla lì e allenarci e lavorare. Io. Ce la faremo? No, pesa troppo e non si muoverà mai. Ma non diteglielo, tanto io faccio finta di fare video mentre loro lavorano. Bravo Roby, sei sempre il solito genio. Bravo. Ecco, beh, magari vado a dare una mano a questi due qua, perché sennò non finiamo più. Ma l'abbiamo finito. Anche perché sta roba pesa 450 kg. Non ce la faremo mai a tirarla su sta roba. Ma mi metto sotto sdraiato e faccio così. Flessione. Bello. 2, 1, vai. L'abbiamo mosso! 3, 2, 1. Vai.
Ehi là! Oh, là. Occhio! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Incredibilmente siamo riusciti a girarlo e adesso bisogna portarlo da qua a là. Quella è la parte che vedo più difficile. Siamo quasi comunque. Abbiamo fatto 2 metri. Però con la tecnica giusta. Vai. Ok. Mado! Vai, toro, vai. Ancora? Vai. Perfetto. Ancora. Ancora dici? Giriamo. Ora da lì andiamo lì. Ragazzi, quando si parte, Vieni in cima. Bene, dai. Vabbè. Capottiamolo, dai. Occhio che non cada nel buco. Non è difficile. Forse è una delle cose più complesse che abbiamo mai fatto in vita sulla neve. Ma come si fa? Ed è con una nonchalance assoluta, dopo penso 10 minuti di lavoro, che siamo riusciti a spostare il rail da lì a qui. Ho fatto tutto io. Incredibile, ce l'abbiamo fatta. È stata una roba semplicissima, non mi manca neanche il fiato. Ma ragazzi, e chi che credeva qua? E dopo aver finito tutto, senza neanche far fatica, zero, vi spieghiamo la nostra idea. In pratica quest'estate, quel signorino lì, Emil Zulian, si è inventato durante la quarantena un modo per tenersi in forma con lo snowboard a casa. Guarda che bello che sono. Al buio. Ho preso un tubo in PVC, sempre materiale di scarto, tappeto in gomma con cui l'ho rivestito, usando una tavola vecchia di mia sorella e degli attacchi Barbie rosa, che quelli sono molto importanti. Ho creato uno snowpark in casa. Quindi la nostra idea è di trasportare quello che faceva lui sul divano sulla neve. Non sarà semplice. E appunto per questo abbiamo deciso di far scegliere a voi, tramite delle storie Instagram, i trick che proveranno a fare. Non ci sono gli attacchi della Barbie e non siamo in salotto, però vi chiedo di mandarmi dei trick difficili che vorreste vedermi fare. Difficili! Eccoci qua, ragazzi, in cima al Grostè e abbiamo messo giù un railino. Ditemi dei trick da fare, difficilissimi. Anche facili però. Ottimo. Ma visto che i trick da voi scelti sono ben complicati, vi spiegheremo le nozioni fondamentali per capire i nomi dei trick sui rail. Guardate che questo è un rail con ingresso laterale, quindi non possiamo prenderlo dritto, perché sennò succederebbe questo. Dobbiamo prenderlo a destra o a sinistra, dai talloni, con la lamina dei talloni che appoggia e è vicino al rail, o dalle punte. Una volta entrati dai talloni avremo 2 trick fondamentali: il backside board slide, che sarà in questa posizione con la faccia rivolta verso valle, e il backside lip slide, che invece sarà con la schiena rivolta verso valle. E poi dal backside board slide, in base a come metteremo il peso, avremo o backside nose slide o backside blunt, e invece dal backside lip slide avremo o il backside nose blunt o il backside tail. Invece da questo lato saremo sulle punte e l'entrata si chiamerà frontside board slide se avremo la schiena rivolta verso valle, oppure frontside lip slide se avremo la faccia rivolta verso valle. Dal frontside lip slide abbiamo poi le 2 varianti principali, che saranno frontside nose blunt o frontside tail, e dall'altro lato frontside blunt o frontside nose slide. Oppure robe più complesse. O la fine. Ovviamente ci sono anche trick super complessi, tipo questo, che non hanno nome. Culo slide. O anche Mona slide. Vabbè, basta sfacchinare, adesso andiamo a fare una delle cose che preferisco. Snowboardare sulla crosta o sul ghiaccio? No, magari no. Oh! Ale! Basta con questa, scusa. Ma sei fuori, non mi sono neanche accorto. Salute. Ma potevo scendere da qui senza prima cercare di farvi vedere uno degli spettacoli più belli che esistono in natura con questo qui. Oh!
Piaciute le immagini? Io sento solo odore di scoreggia di alme. Ma prima di andare via da Rifugio Graffer non possiamo salutarci senza un digestivo, dai. Ti tocca sto giro, ti tocca. Forte sulla cattiva via. Non ti dirò mai di no io se fai un'aggiunta. Salute ragazzi, salute, salute, salute. Senti che buono. Mi ero dimenticato che dopo il Braulio avevamo anche la discesa da fare. Bene, doppia razione. Ciao bellezza. Quanto sei bello. Per non parlare del cucciolo di 5 mesi che c'è di là. Chi è che sta meglio di te? Andiamo? No, non andiamo, no. Dai, andiamo. No, non andiamo, no. Ma tu di più, tu di più. I vecchietti a me stanno più simpatici. E quindi da così? Oh. Ah così. Guardalo là lo Zulian in freeride. Se non ci facciamo male in discesa adesso non ci facciamo male mai più. Sgumma, sgumma, sgumma. Super freeride. Oh c'ho il giasso. Mamma mia che rischio. Comunque moffole e scarponi da snowboard è il suo, no? Per il DH. Dove va? E qua, visto che con le moffole non riesco a frenare, è il momento ragazzi. Giù sui manubri, Roby. Dimentica i freni. A quanto sei? 82? No, scherzo. Ma vabbè, paura. Poi con questo panorama bellissimo, bellissimo. Sgumma, veramente una meraviglia. Guardate che bellezza. Finito, andiamo a casa! Da questo bellissimo tramonto direi che è tutto. Iscrivetevi al canale qui sotto cliccando iscriviti, attivando la persona, fate quelle che volete. Seguiteci tutti e tre su Instagram per vedere dove siamo e vedere insomma cosa stiamo facendo. Solitamente io sono al bar e loro si stanno allenando. Ci si vede nel prossimo episodio dove loro proveranno i trick scelti da voi e forse qualcosa anch'io. Fatto bene a mettere i bianchi. Perfetti per la discesa sul fango. Ciao! Hardware Cab 2. Questo mi ha già messo più in difficoltà. Lo provo anche in Switch adesso. Quando è che facciamo pausa e andiamo al bar? Ma nemmeno avevo stati più difficili. Si è giunto il mio momento. C'ho anche questi adesso. Dopo la bragottata Back 3 in, front 3 out. è difficilissimo. 35 tentativi. Autoso. Accelero. Faccio backflip. Cosa da pellegrino questa qua. Sotto il raid. Oh. Dai allora, dai! Io lo so che a seguire questi due qua prima o poi la prendo. Tocca coglioni!